Goronna. Qui siamo a Goronna, nell'agro di Paoli Lattino, in cima alla collina appunto di Goronna. Vediamo questa bellissima tomba di giganti con quello che rimane attualmente della tomba dei giganti. Vediamo questa stele monumentale gigantesca che possiamo anche osservare e con una dimensione, se facciamo delle proporzioni, vedendo un pochino a quale altezza doveva chiudere, perché qui la stele aveva una centina, cioè un arco, la pietra lavorata ad arco sino a scendere qui, e questa cornice che procedeva lungo l'esterno e chiudeva qua. Vedete, abbiamo una banda orizzontale e una cornice tutta attorno alla stele. Frammenti di questa parte mancante li abbiamo visti all'interno e sparsi attorno alla tomba. Qui abbiamo l'ingresso della tomba dei giganti, anche qui una cornice finemente lavorata tutto attorno. Qui evidentemente avevano un chiosino con una pietra apposita scavata a negativo che chiudeva l'ingresso. Al momento della sepoltura veniva introdotto qui il defunto e portato sino in fondo al corridoio, fin dove c'era il primo spazio libero. Questo era un lunghissimo corridoio, che era una tomba collettiva di tutto il villaggio, di tutti gli abitanti del villaggio, che venivano seppelliti nella stessa tomba, e attorno a questa stele, a sinistra e a destra, vediamo alcuni allineamenti di parte dell'esedra. L'esedra è quella piazza di fronte alla stele di forma semicircolare, con due ali, un'ala a sinistra e un'ala a destra. Sulla sinistra vediamo le lastre, la prima che è crollata, la seconda perfettamente verticale, la terza, la quarta mancante, abbiamo ancora qui la quinta, e sicuramente questo ancora chiudeva a formare un'ala di semicerchio. Nella parte opposta le prime tre minacciano di cadere, vedete che stanno franando verso l'interno dell'esedra, ma come potete vedere sono anche lavorate. La faccia esterna e la faccia laterale dove appoggiavano erano scalpellate, lavorate per avere una superficie uniforme e liscia. Vediamo la prima, vediamo la seconda che minaccia di precipitare, ancora riusciamo a vederla. Poi abbiamo ancora un'altra qua, abbiamo una, due, tre, la quarta, ancora verticale. Arriviamo alla quinta che è stata smossa verso in avanti, mentre abbiamo la successiva nella sua posizione originale. Continuando, vedete qua, possiamo supporre che questa ala chiudesse qua, in definitiva, sotto quest'albero che attualmente è lo spazio occupato dall'altro. Se queste